Amici sportivi, appassionati di calcio, buonasera, ben ritrovati a Gol in Casa. Oramai chi ci segue sa che in questi approfondimenti, in questa trasmissione, non parliamo solo di storie di calcio, ma anche di storie di vita, storie di sportivi che attraverso il calcio sono riusciti a lanciare un messaggio, a cambiare la loro vita e, perché no, a cambiare anche quella degli altri. Questo è il caso proprio di Maurizio Bedin, il nostro ospite di questa sera. Maurizio Bedin è un calciatore che ha una carriera alle spalle non da poco, ha giocato con le maglie di Padova, Udinese, Monza, Lecce, Sampdoria, Spal, Campodarsego, ma non siamo qui per parlare di chi era Maurizio Bedin, bensì di chi è e di chi è diventato. Buonasera Maurizio. Buonasera a tutti, ciao. Per capire la storia di Maurizio Bedin dobbiamo fare un passo indietro, andare al 2003, 15° del secondo tempo di un Padova-Lanciano in Serie C. Arriva il gol dell'1-1 del Padova e l'autore del gol esplode di gioia, si alza la maglietta e compare in Mondovisione la scritta I believe in Jesus. Niente di strano, scene già viste, se a segnare fosse stato un calciatore brasiliano. Invece è stato un cristiano cattolico, certo. il primo calciatore italiano a farlo, e quel calciatore eri tu. Ero io. Com'è nata l'idea di questa maglietta? Allora, c'è da dire che fino a quel momento io non avevo mai fatto gol nella mia carriera nei professionisti. Quindi parlando con degli amici che condividevano con me la fede, ci siamo messi d'accordo e abbiamo fatto questa maglia con scritto I believe in Jesus, affinché nel gesto più bello del calcio, che è il gol, potessi insomma gioire con Gesù, ecco. E dopo un po' di tempo la mettevo, non facevo gol, però ho avuto fede e insomma è arrivato questo gol in casa col Padova dell'1-1 e mi sono alzato questa maglietta con questo messaggio. Il giorno dopo mi ha chiamato il Mattino di Padova e mi ha fatto un'intervista perché ero il primo cattolico che insomma manifestava la propria fede. Poi ha chiamato il Giornale, che è un quotidiano nazionale, sono andato una mattina e Sky mi ha fatto mezz'ora di una trasmissione su di me, mezz'oretta sulle mie testimonianze di fede, per dire che tante volte con Gesù basta un gesto piccolo fatto con il cuore e lui ti fa ottenere molto di più di quello che pensi, ecco. Ecco Maurizio, com'è cambiata la tua vita non solo di calciatore ma anche di uomo dopo il tuo incontro con Gesù e con la fede? È cambiata parecchio, nel senso che molto probabilmente Gesù mi ha fatto aprire gli occhi, io ce li avevo chiusi, nel senso che io vivevo il mio lavoro, a 17 anni ero giovane, giocavo già in Serie B, pensavo di avere il mondo sotto i miei piedi e non andavo in chiesa, non mi interessava niente. Poi attraverso i miei genitori ho cominciato ad affidare la mia vita a Gesù e lì è entrato profondamente, tant'è che non ho più visto il mio lavoro come uno strumento di guadagno o di belle donne, ok? O di far serate, ma l'ho visto come veramente uno strumento per poter parlare di lui ai ragazzi giovani, insomma, portare un messaggio positivo e lui è proprio entrato in questo senso. Ho capito proprio perché il Signore mi aveva dato il talento di giocare a calcio. Anche perché non lo abbiamo detto, ma Maurizio Bedin è il responsabile del settore giovanile del Campodarsego. Ne parleremo dopo perché sicuramente tu, in qualità di figura cardine nella crescita dei bambini, rivesti un ruolo importante, è una responsabilità considerevole, però continuiamo, diciamo, a parlare di questo tuo incontro con la fede, di questo tuo cambiamento che ti ha portato poi nel tempo a essere protagonista attivo di tante iniziative non solo legate al calcio ma anche al sociale, con le scuole e con tanti altri progetti legati sempre dal filo della fede. Sì, c'è da dire che poi chiaramente io nell'arco della mia carriera ho sempre parlato di Gesù ai miei compagni di squadra senza fare cose eclatanti, magari con l'esempio mi vedevano leggere la Bibbia, mi chiedevano, si interessavano e tanti ragazzi, proprio calciatori, hanno conosciuto la fede attraverso magari la mia testimonianza. E la voce si è sparsa e le scuole hanno cominciato a chiamarmi, soprattutto dove erano scuole problematiche, c'erano ragazzi problematici e io portavo semplicemente la mia testimonianza e abbiamo visto nel corso degli anni che tanti ragazzi sono cambiati, mi sento ancora su Facebook, mi chiamano
e quindi ho visto proprio che Gesù ha un progetto per ognuno di noi ed è bello conoscere questo progetto e viverlo appieno, ecco. Diventi anche uno strumento per gli altri. Assolutamente. E allora ti chiedo, con i più giovani, con gli studenti, come riesci a trasmettere il tuo messaggio e secondo te quali sono le difficoltà poi in chi ti ascolta nel recepirlo, nell'assimilarlo, se ci sono delle difficoltà? Allora, è fondamentale l'esempio, nel senso che se tu parli però poi non sei coerente con quello che dici, il giovane è sveglio, lo vede e non ti crede. Quindi è un po' come San Francesco. San Francesco era molto concreto, era ignorante, tra virgolette, però era molto concreto e si faceva seguire con l'esempio, no? La cosa un po' che blocca soprattutto i cattolici italiani è proprio il vergognarsi a dire che tu credi in Gesù. Ecco, ho visto che tanti ragazzi magari si vergognano e quindi fanno fatica a esprimere magari questa loro fede che hanno dentro il loro cuore. Io li spingo a dirlo perché comunque poi quando tu parli di Gesù riconosci che è la cosa più bella al mondo, ecco. Tu preghi molto? Giusto, nel senso che prego alla sera, alla mattina vado alla messa, però non è che mi metto 10 ore a pregare al giorno, non sono un frate, sono, sono un ex calciatore, adesso responsabile extragiovanile, quindi ho un'altra missione, però prego, insomma. E allora parliamo proprio di questa tua missione, responsabile Sì. del settore giovanile del Campo d'Arsico, che sia come società che come settore giovanile sono due fiori all'occhiello. Il settore giovanile sta crescendo tanto, è iniziato un percorso importante, la prima squadra, di cui ne parleremo se riusciamo a fine della nostra trasmissione, è campione d'inverno, quindi ci sono delle proiezioni interessanti anche Certo. per quello che riguarda i grandi, però veniamo proprio alla tua mission con i più piccoli. Quali sono i punti fondamentali? Allora, anche qui mi ricollego sempre comunque all'esperienza di fede, nel senso che io credo molto che nel Vangelo ci siano delle dinamiche importanti per i settori giovanili italiani e io le voglio portare in quello del Campo d'Arsico con semplicità, nel senso che è fondamentale creare un terreno fertile, come quando, siccome abbiamo tanti piccoli semini, che sono i ragazzini, i bambini, e dobbiamo buttarli in questo terreno fertile. Se c'è un terreno fertile, il seme porta frutto, altrimenti se c'è le sterpaglie o la strada è dura, non si va da nessuna parte. Quindi il creare un terreno fertile dove i ragazzi possono venire a divertirsi e crescere a livello umano, credo sia la base per far bene nel calcio con i ragazzi. Secondo te, Maurizio, il calcio può essere un terreno fertile? Perché assistiamo domenicalmente anche nelle realtà più piccole di terza categoria, addirittura anche nei campionati amatoriali, a scene di violenza, esasperazione e quant'altro. Il calcio, secondo te, è un terreno fertile dove far crescere questi semini? Secondo me sì, dopo è chiaro che dipende da noi a livello personale, no? Nel senso che siamo noi che comunque possiamo incidere concretamente nel renderlo fertile o no. Il calcio è uno strumento come tanti altri dove ci può essere il bene e ci può essere il male. Sta a noi decidere di andare verso la parte del bene affinché anche i ragazzi piccolini che possano crescere, avere questo esempio e portarlo poi anche loro avanti nella vita, ecco. Secondo me sì. La soddisfazione più bella che hai avuto da quando sei responsabile del settore giovanile del Campo d'Arsego? Allora, è un aneddoto, te lo racconto velocemente. Io quando ho preso in mano all'inizio ho parlato con un sacco di genitori e bambini e avevo parlato con questo bambino che mi ha detto guarda, i genitori volevano venire a Campo d'Arsego. E dopo una settimana è tornato per darmi la risposta, è tornato con la famiglia, con la sorella, con la mamma perché voleva far vedere entusiasta proprio questo stadio, questo ambiente che gli era piaciuto un sacco. E in quel momento poi finita la chiacchierata con lui ero da solo e mi sono commosso perché ho proprio capito la voglia dei bambini che hanno di essere veramente in una società sana, il divertirsi e quello mi ha fatto veramente commuovere, è stato un momento bellissimo. Beh, la tua testimonianza è davvero molto bella, molto importante e soprattutto sentita, lo si percepisce standoti vicino e lo percepiranno i nostri spettatori. Spostiamoci però a parlare un attimo di cose di campo. Allora, come sta andando un bilancio di questi primi mesi, sportivamente parlando, del settore giovanile del Campo d'Arsego? Bene, dai, sono contento, nel senso, come ti ho detto prima, stiamo creando un ambiente nuovo, bello, positivo. La cosa bella è che abbiamo tanti dirigenti che ci stanno seguendo, quindi che andranno dietro i bambini, gli allenatori anche, quindi è un momento per il Campo d'Arsego di crescita importante affinché comunque i ragazzi che hanno il talento e le doti possano comunque o aspirare alla prima squadra
non si sa dove, l'anno prossimo, o se no comunque crescere a livello umano e poi andare a fare insomma quello che gli piace di più nella vita. Quindi sono molto contento, è chiaro che ci sono tante cose da migliorare, ma sicuramente ci impegneremo per farlo. Non giochi più, però mi hai dato un assist meraviglioso perché mi hai detto la prima squadra non si sa dove, allora apriamo la parentesi sulla prima squadra. Campodarsego, lo abbiamo detto, campione d'inverno in Serie D, è prima, il Legnago sta tallonando, diciamo, però c'è una distanza di sicurezza abbastanza tranquilla, ci sono 6 punti Certo. di vantaggio sulla seconda. Dove vuole arrivare e dove vorresti che arrivasse il Campodarsego? Allora, sicuramente abbiamo un'ottima squadra, perché comunque i risultati lo dimostrano, con un ottimo mister Andreucci e Andrea Maniero che ha insomma plasmato questa squadra. Se siamo là davanti è perché ce lo meritiamo, sicuramente continueremo fino alla fine a dare il massimo per provare a vincere più partite possibili. Dopo è normale che piacerebbe a tutti che il Campodarsego riuscisse a vincere, andasse in Lega Pro, però io sono convinto che è 5-6 anni che sono qua, conosco Daniele da tanti anni e Daniele ha fatto sempre le scelte giuste per il Campodarsego, la farà sicuramente anche quest'anno, quindi il presidente sa in che contesto è e sa cosa serve al Campodarsego e di conseguenza si muoverà. Grazie Maurizio per essere stato il nostro ospite, per le splendide parole e il messaggio che hai condiviso con tutti noi. Noi diamo l'appuntamento ai nostri spettatori lunedì sera per una puntata molto particolare, perché non solo commenteremo l'ultima giornata insomma, di calcio dilettantistico del 2019, ma avremo 2 ospiti d'eccezione, 2 esperti di mercato per fare un po' le pagelle di tutti i colpi più importanti delle squadre dilettantistiche bassanesi e non solo. Allora, appuntamento a lunedì sera ore 20 e buona serata a tutti.